desidero ringraziare la professoressa Fabiana Fusco, la direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature e Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine, e la professoressa di Filologia Germanica Claudia Di Sciacca, perché mi hanno offerto una gradita possibilità di parlare di Longobardi, che, come appunto diceva la professoressa Di Sciacca poco fa, è un tema che mi ha appassionato e mi ha impegnato parecchio nell'ultimo periodo. Io prendo le spunte da uno dei capitoli più interessanti della Historia Langobardorum di Paolo Diacono. Paolo Diacono, storico longobardo, nasce a Cividale tra il 725 e il 730, morirà monaco benedettino nel 799 a Monte Cassino. La Historia Langobardorum, come è noto, costituisce la principale fonte storica per la conoscenza di questa importante gens germanica. Il capitolo in questione, da cui prendo le mosse, è il 37° del quarto libro, che anche da un punto di vista narrativo è un piccolo capolavoro di Paolo. In questo capitolo Paolo Diacono racconta della morte del duca Gisulfo in battaglia contro gli Avari che hanno invaso il Friuli, siamo intorno al 610, e poi passa a narrare le vicende di Romilda, la vedova del duca, e del destino dei suoi figli e delle sue figlie, soprattutto della sorte di Grimoaldo, il più piccolo dei figli del duca Gisulfo. Ma a questo punto Paolo abbandona la storia generale e comincia a raccontare qualcosa di sé. Ma è necessario a questo punto che, lasciata da parte la storia generale, io che scrivo racconti anche qualcosa della mia personale genealogia, e poiché l'argomento lo richiede, ritorni un po' indietro nell'ordine della narrazione. Così Paolo inizia a raccontare la storia della sua epopea familiare. La memoria familiare di Paolo risale fino all'Eupchis, il suo trisavolo, che nel 568 è al fianco di Alboino, il re che guida i Longobardi in Italia dalla Pannonia e che darà inizio appunto all'insediamento longobardo in Italia, su buona parte dell'Italia centro-settentrionale e in parte anche meridionale con il Ducato di Benevento. Poi passa sempre Paolo a parlare di Leupchis, che è il suo bisnonno, poi Arichis, ovviamente il nonno, e poi Barnefrid, che è il padre di Paolo. La memoria familiare di Paolo si estende all'indietro per circa 200 anni, per circa 2 secoli. Paolo non ricorda soltanto i nomi, ma racconta le vicende del suo trisnonno e soprattutto del suo bisnonno. Una brevissima riflessione personale: la mia memoria familiare non si spinge al di là dei nomi dei miei bisnonni, perché me li raccontava mia mamma e mio padre, ma non so molto. Probabilmente famiglie importanti, famiglie con grande tradizione, hanno una maggiore, diciamo, conoscenza. Io ho cercato di sapere qualcosa, soprattutto negli ultimi anni, ma l'ho fatto più per curiosità, per piacere. Per i Longobardi, però, il ricordo esatto, la memoria della propria genealogia, erano addirittura necessari per poter ereditare, come si può per esempio leggere nell'editto di Rotari, l'articolo 153, che stabiliva che per poter ereditare era necessario saper nominare 7 generazioni della propria famiglia. L'editto di Rotari è stato promulgato nel 643, quindi un'ottantina d'anni dopo l'arrivo dei Longobardi guidati da Alboino in Italia. Possiamo anche leggere rapidamente: ogni parentela sia calcolata fino alla 7ª generazione, in modo che un parente succeda come erede
ad un parente per gradi e parentela, in modo tale che colui che vuole ereditare dica uno a uno i nomi di ciascuno dei suoi antenati. Se c'è una causa contro la corte del re, allora colui che querela presti giuramento con i suoi legittimi sacramentali. Dica per ordine: la nostra parentela è così, e questi sono i nostri parenti, come noi diciamo. Per rivendicare il suo diritto all'eredità, un libero longobardo, naturalmente un libero longobardo, non uno schiavo che non ha questa, diciamo, capacità giuridica, ovviamente, ma un libero longobardo doveva dunque recitare la sua parentilla fino alla 7ª generazione. Questa disposizione di legge ci fa comprendere come l'uso della memoria tra i longobardi fosse socialmente utile e anche diffuso. Una memoria che naturalmente si trasmetteva oralmente. Io ho messo in grassetto dica, latino, e noi diciamo, no? Quindi è una memoria che chiaramente era trasmessa oralmente. I longobardi, cioè non si andava col foglio del notaio ovviamente, i longobardi che entrano in Italia sono fondamentalmente una società senza scrittura, una società, come si dice, a oralità diffusa, i cui testi fondamentali del diritto e della propria tradizione storica erano tramandati, si tramandavano ancora oralmente. Per i Germani, non soltanto per i Longobardi, in generale per i Germani, ce lo ricordava già uno storico latino ben abituato, al contrario, alla scrittura, e cioè Tacito, che nella Germania, secondo capitolo, scrive: negli antichi poemi che presso di loro sono l'unico genere di tradizione storica, cantano il dio Tuisto nato dalla terra, a lui attribuiscono come figlio Manno, origine e fondatore del suo popolo. A Manno 3 figli, poi continua. Come ben si comprende da questa testimonianza di Tacito, alla memoria personale, testimonianza di Paolo Diacono che abbiamo visto prima, si aggiungeva, o meglio si affiancava, una memoria collettiva, una memoria etnica, una memoria che doveva gestire e dominare un patrimonio molto ampio di informazioni, che andavano dal mito alla storia al diritto, un patrimonio di informazioni che, tramandato oralmente, costituiva un elemento identitario del gruppo, un elemento attraverso il quale ci si riconosceva parte del gruppo. Questa memoria collettiva si organizzava soprattutto intorno a 2 nuclei. Il primo, i miti di origine, il secondo, il sapere tecnico. I miti d'origine sono il fondamento dell'identità collettiva. Per i Germani abbiamo appena letto il passo di Tacito, Dio Manno, origine del suo popolo. Nello specifico della tradizione longobarda, l'esempio ce lo fornisce la Origo Gentis Langobardorum, la saga longobarda, forse composta nella seconda metà del 600, in cui si narrava la mitica origine della gens longobarda. È una saga molto famosa, non tutti potrebbero, diciamo così, esserne a conoscenza, ve la richiamo brevemente. Si parla di un tempo quando i Longobardi ancora non si chiamavano Longobardi, si chiamavano Wingili, e dovevano, come poi la storia anche ha confermato, durante la loro migrazione dalla Scandinavia, combattere contro i Vandali. Ora, i Longobardi sono sempre stati pochi, questa è una caratteristica storiografica dei Longobardi. Anche Tacito, nella già ricordata Germania, al capitolo 40, scrive:
contra Langobardos paucitas nobilitat. Al contrario, lo scarso numero nobilita i Longobardi. Tacito voleva caratterizzare così il valore dei Longobardi, che non leggo tutto il passo, che benché pochi, però difendevano la loro autonomia e non si sottomettevano a pagare, diciamo così, dei tributi ad altri. Tacito li vuole confrontare peraltro con i Semnoni. I Longobardi è una caratteristica di essere pochi, per esempio anche nel passo famoso, questo capitolo da cui ho preso le mosse, capitolo 37 del quarto libro delle Storia Langobardorum, anche lì Paolo Diacono dice che Gisuffo è morto in battaglia contro gli Avari, ma perché erano pochi i Longobardi, per cui il valore è tanto, il valore era tanto dei Longobardi. Paolo ci tiene particolarmente a caratterizzare il valore dei Longobardi, però chiaramente hanno dovuto cedere, diciamo, a un numero di nemici molto maggiore. Quindi questa è una caratteristica. Cosa succede in questa saga? Cosa si dice? Cosa si racconta dei Winili? Che erano pochi e che, questo è notissimo, le donne longobarde si calarono i lunghi capelli davanti al volto per farle sembrare delle barbe, per impressionare i nemici, cioè per far vedere che i guerrieri erano molti di più. Peraltro Frea, che è la principale divinità femminile del Pantheon germanico, convince Odino a promettere la vittoria, a garantire la vittoria al primo popolo che avesse visto la mattina all'alba, e lei fa in modo che Odino guardi verso oriente e lì ci sono appunto questi Longobardi e queste donne longobarde e Odino concede la vittoria ai Longobardi, che da quel momento si chiamano Langobarden, cioè lunghe barbe. Tant'è che la fonte dice proprio gli hai dato un nome e concedi anche la vittoria. Questa saga, questo mito d'origine, i Guinniti che diventano Longobardi, costituiva un patrimonio comune del popolo longobardo e si tramandava oralmente. Anche Paolo Diacono conosce questa saga e la tramanda per iscritto nella Storia Langobardorum nel primo libro. La liquida come ridicola favola ridicola, però intanto la racconta e ci tiene a tramandarla perché non si perda memoria del valore, del coraggio dei guerrieri e delle donne longobarde, che è un tema, ripeto, caro a Paolo Diacono. Sempre nel contesto dei miti d'origine, ricordo le genealogie delle famiglie dominanti. Genealogie famose. In ambito germanico penso alle genealogie dei re anglosassoni, che fanno comunemente risalire e convergere la propria discendenza fino a Odino, principale divinità, l'ho ricordato prima, del Pantheon germanico. Peraltro contribuiscono così a coinvolgere la memoria collettiva in una dimensione sacra. Altro polo, altro nucleo della memoria collettiva è il sapere tecnico, lo ricordavo prima, soprattutto il sapere giuridico. Una società per sopravvivere ha bisogno di organizzazione e dunque di regole. Talvolta piacciono, talvolta non piacciono, ma insomma, talvolta magari si è contrari, però. Una formula ben nota agli studiosi del diritto, per quanto di oscura origine, recita ubi societas, ibi ius, ed è una formula che può essere, infatti è stata utilmente rovesciata, ubi ius, ibi societas. La società romana aveva sviluppato leggi scritte in appositi codici, ma non è che i germani, popoli barbari, non avessero consuetudini giuridiche, barbari sarebbe tra virgolette ovviamente, non avessero consuetudini giuridiche, anche perché non sarebbero sopravvissuti, ma anche queste regole, il diritto, era tramandato oralmente, a memoria. E si conservava e si tramandava, questo forse è l'aspetto
più interessante, attraverso specialisti della memoria. Questa memoria collettiva del diritto prevedeva l'esistenza di specialisti della memoria. Queste differenti espressioni della memoria personale e della memoria collettiva, le genealogie e il sapere tecnico, nello specifico tecnico-giuridico, le ritroviamo ben testimoniate proprio nella storia dei Longobardi, nel già ricordato editto di Rotari. Vediamo se riesco a far scorrere questa. Ecco. La vedete, voi mi confermate sempre, perché se non mi avete interrotto vuol dire che le vedete ovviamente. Dicevo appunto, nel già ricordato editto di Rotari troviamo ben testimoniate proprio queste diverse espressioni della memoria personale e collettiva nelle sue diverse articolazioni. Il prologo, l'editto di Rotari ha un prologo, comincia così: nel nome del Signore, io Rotari, uomo eccellentissimo e 17° re della stirpe dei Longobardi, ci è parso necessario promulgare la presente legge. Poi continua con un elenco dei re, dal primo, Agilmund, primo re dei Longobardi, della stirpe dei Gughinghi, fino a Rotari, che è il 17° della stirpe o del lignaccio degli Arodi. Immediatamente dopo questo elenco dei re dei Longobardi segue la genealogia personale di Rotari, figlio di Nanding, come leggiamo. Vediamo appunto il primo fu Agilmundo, del genere della stirpe dei Gughinghi, il 17° io, in nome di Dio, come sopra, Rotari come sopra, figlio di Nandling, della stirpe degli Arodi. Poi comincia immediatamente dopo la genealogia personale di Rotari. Nandling era figlio di Nozzone, non li leggo tutti, ovviamente si risale fino a Mammone, figlio di Ustbora. Poi tra l'altro subito dopo inizia l'editto vero e proprio, nel senso i vari articoli, e per mettere subito le cose in chiaro, l'articolo 1, leggo solo questo, recita: se un uomo trama contro la vita del re, confisca dei beni e morte. Questo era, per cominciare, chiaramente il primo articolo. Nel prologo, dunque, come vediamo, ancora nella diapositiva, si saldano i due tipi di memoria: quella collettiva, fondata sulla trasmissione della regalità da Agelmundo fino a Rotari, e quella personale, che doveva legittimare il diritto di Rotari a regnare. Rotari è re, è king, König in tedesco, Koning in olandese, è un termine comune del lessico delle lingue germaniche moderne. Mi dilungo e divago solo un momento. È una parola questa molto interessante. La radice indoeuropea è gen, quella di latino generare, germanico cuniam, scusate, cuniam, la stirpe, con un suffisso di appartenenza ing, come Merovingen, che sono quelli che appartengono alla stirpe di Meroveo, i Merovingi, come Carolingen, che sono quelli che appartengono alla stirpe di Carlo, Martello ovviamente. Il re per i germani è colui che appartiene al cuniam, alla stirpe, che vanta una maggiore aderenza alla stirpe, un collegamento intimo con la stirpe. È un concetto di regalità diverso da quello di latino rex, da una radice da cui il latino regere, reggere, governare, dominare. È una idea diversa di regalità che ci viene restituita dallo studio etimologico.
lo dico sempre ai miei studenti, non mi stanco mai di ripeterlo, che bisogna leggere dentro le parole, bisogna fare l'autopsia. Questo me l'ha insegnato proprio Scardigli, che la professoressa Claudia Di Sciacca ricordava prima, mi diceva lui sempre, bisogna fare l'autopsia alle parole, bisogna comprendere i significati profondi che si nascondono dietro un termine. Poi è chiaro che uno prende il dizionario e se vuole sapere come si dice in inglese re, legge King, per se ci abituiamo a capire cosa c'è, quali sono i concetti che si nascondono dietro le parole, capiamo molto di più. Ora non mi dilungo su questo, però è chiaro che il king, il re, l'editto di Rotary è scritto in latino, anche se contiene molte parole germaniche, è scritto in latino, però il re, Rotary si è, come dire, si è voluto chiamare ovviamente Rex, ma se si avesse usato una parola germanica longobarda avrebbe usato una parola che è come quella di inglese king, e quindi questa idea di regalità che di colui, perché appartiene a una maggiore intimità con la stirpe. Da qui anche la ragione, diciamo, di tutta questa genealogia personale. Comunque, chiusa questa parentesi etimologica, si osserverà peraltro rapidamente che la memoria è anche una memoria poetica, come dimostra l'andamento ampiamente allitterante della successione dei nomi, quelli che ho evidenziato in grassetto: Nanding, figlio di Nozzone, Adamundo, figlio di Alaman, Vehilone, figlio di Veone, Froncone, figlio di Facone, naturalmente. E, naturalmente non è perfettamente allitterante la genealogia di Rotary. Se fosse perfettamente allitterante, dal primo all'ultimo nome avremmo dovuto avere solo nomi che iniziavano con lo stesso suono, ma è ampiamente allitterante. L'allitterazione, tra le altre cose, è anche una tecnica diciamo mnemonica, una tecnica mnemonica, è uno dei mezzi con cui queste genealogie, lunghe genealogie, erano mandate a memoria, oralmente. La litterazione favorisce infatti la memorizzazione. Pensate per esempio a espressioni molto usate, per esempio in inglese, ma che poi noi abbiamo in qualche modo recepito: fast food, bed and breakfast, ampiamente utilizzata peraltro nei nomi d'arte. Marilyn Monroe, me ne viene in mente uno, si chiamava Norma e non so bene, mi ricordo mai il cognome, ma il suo nome non era Non so se era morte, se no. non lo so, sinceramente non lo so, non me lo ricordo. Comunque Marilyn Monroe, per esempio, è un nome d'arte ed è molto presente chiaramente nei fumetti. Io lo cito sempre quando devo spiegare che cos'è l'allitterazione, sperando che i miei studenti lo capiscano. Non sempre poi ho un riscontro, però lo spiego molto banalmente, anche ricorrendo a nomi di fumetti. Mickey Mouse, per esempio, o Donald Duck allitterano. Ma potrei continuare, però mi fermate più. Fred Flintstone, per esempio, Bugs Bunny, Roger Rabbit, per esempio, e anche in italiano, peraltro, anche in Italia ci sono fumetti su questa, diciamo, scia, tipo Dylan Dog, o Martin Mister, o Nathan Never, proprio perché la letterazione favorisce la memorizzazione. Ma chiusa anche questa altra parentesi sulla memoria poetica e sui nomi di Topolino e di Paperino in inglese, più importante, più interessante è che per fissare sulla pergamena e tramandare i nomi dei re, dei Longobardi, Re Rotary si rivolge agli anziani del popolo, uomini memoria, specialisti del passato. Vi faccio vedere la diapositiva 6, di nuovo l'editto di Rotary, il prologo. Ci è parso utile, per la memoria dei tempi futuri, ordinare che siano annotati in questa pergamena i nomi dei re nostri predecessori, così come li abbiamo appresi tramite gli anziani. Sono antiqui homines nel testo latino. Agli anziani del popolo, agli antiqui homines, ci si rivolge anche
non soltanto per ricordare i nomi dei re nostri predecessori, ma anche e soprattutto per sottrarre all'oblio il patrimonio giuridico longobardo. Alla fine dell'editto, articolo 386, siamo quasi alla fine proprio, leggiamo: il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi, sia grazie a uomini anziani. V'erano dunque tra i Longobardi alcuni uomini anziani che erano specialisti del diritto, conoscitori della legge del popolo. Naturalmente non tutti gli uomini anziani, evidentemente, di un diritto, lo ripeto, che si tramandava oralmente attraverso, ripeto anche questo, specialisti della memoria, che erano depositari del sapere tecnico giuridico dei Longobardi. In un testo bavarese del IX secolo, che molti di voi conosceranno, il Muschili, verso 37, verso oscuro, su cui non mi dilungo, però si legge: Das ortig rachon, dia Weroltrecht wison. Così ho sentito parlare i saggi del diritto del mondo. Di nuovo la tradizione orale, ortig. Ho ascoltato io, rachon, parlare i saggi del diritto del mondo. Una domanda che ci dobbiamo porre a questo punto: perché Rotary dà vita a questo programma di raccogliere per iscritto dalla voce degli anziani il diritto dei Longobardi? In fondo queste tradizioni giuridiche trasmesse oralmente erano state capaci di organizzare la vita dei Longobardi attraverso secoli di storia e di accompagnarli lungo tutto il loro percorso di migrazione, dalla Scandinavia all'Italia, uno spazio di migliaia di chilometri, naturalmente modificandosi, adattandosi nel tempo, come caratteristica dei testi giuridici che si aggiornano, si adattano continuamente alle mutate condizioni sociali, politiche, religiose di una popolazione. Ieri la Corte Costituzionale si è espressa, no, in un modo, non entro nel merito ovviamente, può piacere, non può piacere, non ne sappiamo credo abbastanza, no? Su dei referendum. Perché? Perché il diritto si aggiorna, si aggiorna. E infatti anche dopo l'editto di Rotary verranno le leggi di altri re, più famoso di tutti forse Liutprando. Tutto sommato questo diritto tramandato oralmente aveva funzionato. Perché Rotary dà vita allora a questo programma di raccogliere dagli uomini anziani, da questi specialisti del diritto, uomini memoria, e dà vita a questo programma di fissare sulla pergamena il diritto dei Longobardi? Rotary avverte che una volta entrati e stabilmente stanziatisi all'interno dello spazio di quello che era stato l'impero di Roma e venuti a contatto con la civiltà della scrittura, la vecchia memoria, in questo caso del diritto, si stava perdendo, si stava indebolendo e per sopravvivere doveva piegarsi alle regole proprie della civiltà della scrittura. I Longobardi che entrano in Italia sono fondamentalmente una società senza scrittura. Anche per i Longobardi, ma questo vale un po' per tutte le altre popolazioni germaniche, magari con modalità diverse, per esempio gli anglosassoni, ma anche per i Longobardi, l'entrata nello spazio di quelli che erano stati i confini dell'impero di Roma segna l'abbandono del paganesimo e dell'arianesimo e con l'accettazione della nuova fede cristiana, chi prima chi dopo, anche l'abbandono definitivo della tradizione orale. L'accettazione del cristianesimo, religione del libro, costringeva a confrontarsi con il testo sacro scritto, direttamente o attraverso commenti al testo sacro, per esempio dei padri della Chiesa.
qualcosa di molto diverso che non può essere confrontato con l'Edda poetica, che molti di voi conosceranno, una raccolta di canti mitologici del XIII, della metà, almeno il manoscritto che ce la tramanda, il Codex Regius, conservato a Reykjavik da una cinquantina d'anni, prima si trovava a Copenaghen, ma è una raccolta di canti mitologici che ci dà molte informazioni sulla mitologia dei Germani, ma non è un testo sacro di riferimento. L'accettazione del cristianesimo invece obbligava a confrontarsi con il testo scritto, perché chiaramente la religione cristiana è una religione del libro, diciamo così. Pensate per esempio all'importanza che il testo biblico avrà nelle diverse fasi della storia della lingua tedesca. La Bibbia assume una funzione centrale nella storia della lingua tedesca, è un testo, la Bibbia, che accompagna come nessun'altra opera o genere letterario di secolo in secolo la storia della lingua tedesca fino a Lutero e oltre Lutero. Quindi entrare nei confini di quello che era stato l'impero di Roma e l'accettazione della nuova fede cristiana significano per i Longobardi l'abbandono definitivo della tradizione orale. Rotari, sono passati 80 anni dall'arrivo dei Longobardi in Italia, è consapevole che in Italia questa tradizione fondata sulla trasmissione orale rischia di soccombere. È consapevole che se ne può andare persa per sempre. Lo stesso atteggiamento di sfiducia nella memoria orale, in un contesto oramai dominato dalla civiltà della scrittura, si ritrova circa un secolo e mezzo dopo nell'azione politica e culturale di Carlo Magno, dunque in Aria Franca. Altra diapositiva. Scrive il Franco Eginardo. Eginardo è un collaboratore di Carlo Magno, gli è stato vicino per moltissimi anni e decide di scrivere una biografia di Carlo a distanza addirittura di 20 anni dalla morte di Carlo, per motivi che ora non posso, come dire, non posso affrontare. Comunque è un collaboratore di Carlo Magno, ci ha lasciato questa Vita Caroli, che è una fonte di informazioni importantissima sulla personalità anche proprio di Carlo Magno. Scrive Ginardo che Carlo, dopo aver assunto il titolo imperiale, fece tramandare per iscritto gli elementi del diritto non scritto di tutti i popoli che erano sotto il suo dominio. Diritto che era appunto tramandato oralmente. Non soltanto, De Ginardo aggiunge, ugualmente fece trascrivere e tramandare alla memoria dei posteri gli antichissimi canti barbari nei quali erano cantate le gesta e le guerre dei re antichi. Per tramandare la memoria dei posteri, gli antichissimi canti barbari, sempre tra virgolette scrivo barbari, si deve passare alla pergamena. I canti antichissimi che Carlo vuole tutelare, come si trattasse di una specie a rischio, sono quei canti che costituivano il patrimonio della memoria collettiva dei Franchi, come aveva già ricordato Tacito per l'appunto negli antichi poemi che presso di loro sono l'unico genere di tradizione storica. La prima citazione della relazione. Quei canti i cui protagonisti sono spesso dei re. Per esempio per i Longobardi proprio Alboino, come vedremo. Come Rotari, anche Carlo è consapevole dei rischi che si perda memoria del patrimonio tramandato oralmente e come Rotari anche Carlo si affida alla scrittura. Perché si conservi la memoria di questi canti, la memoria deve essere affidata alla scrittura. Le popolazioni germaniche si trovano su una linea di confine, il confine che più ha segnato la storia dell'uomo, non soltanto dell'uomo occidentale, direi più in generale dell'umanità,
vale a dire l'abbandono di una cultura orale a favore di una civiltà della scrittura, di una cultura i cui testi qualificanti del diritto, della memoria storica, della memoria familiare erano affidati, non sono più trasmessi oralmente, ma mediante la scrittura. Questo passaggio, questo confine, lo ribadisco, per i germani, ma anche per altre popolazioni d'Europa, per esempio gli slavi, si realizza compiutamente con la cristianizzazione. Proprio una parentesi, una precisazione, ovviamente di pochi secondi, proprio preciso, che quando parlo di passaggio epocale, alla scrittura che ha segnato la storia dell'uomo, quindi non sto pensando soltanto all'Occidente, al Mediterraneo, utilizzo il termine scrittura in senso generale. Quindi può essere scrittura ideografica, cuneiforme, consonantica, alfabetica. Ecco, chiaro che per quanto riguarda i germani è la scrittura alfabetica latina. Questa è una precisazione che forse non sarebbe stata neanche necessaria. Comunque, la scrittura, secondo Rotari e Carlo Magno, garantisce meglio la conservazione, garantisce la memoria del passato, il diritto, così come la memoria storica, i canti antichissimi di cui parla Ginardo. Ma come viene avvertito, giudicato questo cambiamento epocale, questo passaggio di confine dall'oralità alla scrittura? Non sempre è stato avvertito positivamente. Non sempre è stato avvertito positivamente. Per restare in un ambito vicino al nostro, al confine con i germani, consideriamo l'ambito celtico. Quel mondo che i romani prima di Cesare a lungo confusero proprio con i germani. Cesare è il primo che distingue chiaramente i germani dai celti. E leggiamo un passo di Cesare de Bello Gallico. Leggiamo quanto Cesare scrive a proposito dei druidi, sacerdoti celtici, una delle classi che deteneva il potere, l'altra era quella dei nobili. I druidi sono i depositari unici del sapere religioso e le loro conoscenze, il loro sapere tecnico per l'appunto, era trasmesso oralmente e in versi. Scrive Cesare. Si dice che lì imparano a memoria un gran numero di versi. Ne stimano che sia lecito affidare quella dottrina alla scrittura, mentre nelle altre cose, nei conti pubblici e privati, si servono dell'alfabeto greco. Chiaramente è una svista, diciamo, che perdoniamo a Cesare. Mi sembra che abbiano istituito ciò per due ragioni. Perché non vogliono che si porti tra il popolo quella dottrina, né che quelli che la imparano, fidandosi della scrittura, esercitino di meno la memoria, poiché accade, quasi alla maggior parte, che confidando nell'aiuto della parola scritta si trascuri la volontà di apprendere e la memoria. Alcune osservazioni su quanto Cesare afferma. La prima, non vogliono che si porti tra il popolo quella dottrina, vale a dire la volontà della classe dirigente sacerdotale druidica di garantirsi il monopolio sulle conoscenze. La seconda, la necessità di un duro apprendistato mnemonico per garantire la trasmissione del sapere druidico. Terzo, e poi interessante questa osservazione del divo Giulio, fidandosi della scrittura esercitino di meno la memoria. La scrittura, cioè, indebolisce la memoria. Prima di proseguire, vi proporrei, se siete d'accordo, se la professoressa Di Sciacca è d'accordo, un momento di pausa, di relax, come si dice, che però, la professoressa Di Sciacca è d'accordo? Certo, certo.
Poi che tu vuoi però gestisci tu. un momento di Scusami, io pausa. evito di intervenire a causa magari della registrazione, ma ci sono. Sì, no. Grazie. No, dicevo, però è una pausa che facciamo insieme. Vorrei ricordare quelli che sono stati i più fieri avversari di Cesare, gli abitanti di un piccolo villaggio di irriducibili nel nord delle Gallie, in Armorica. Conoscete tutti Asterix. Perdonerei se non conoscete Cesare, ma non vi perdono se non conoscete Asterix. Qual è la ricetta di questa pozione, druido? L'origine di queste pozioni si perde nella notte dei tempi e viene tramandata solo dalle labbra di un druido all'orecchio di un druido. Come dice Cesare, infatti. Vi faccio vedere un'altra, sempre durante questa pausa. Vi faccio vedere un'altra diapositiva. Questa è una storia recente, sempre di Asterix. Il papiro di Cesare. È stata pubblicata nel 2015, quando Goscinny e Uderzo erano già morti e il fumetto è stato continuato da altri disegnatori e soggettisti. Il papiro di Cesare, che cosa racconta? È una divertente storia, è la storia, appunto, Cesare conquista le Gallie, è uno storico onesto, quindi nel De Bello Gallico cita anche il villaggio, appunto, di questi irriducibili Galli. Un suo collaboratore, che si chiama Bestsellerus, lo convince a non pubblicare, diciamo, questo particolare, diciamo, disdicevole secondo lui, no? Allora si comincia a dare la caccia ai papiri. Vedete che il re, ha in mano un rotolo di papiro, ci capiterà tra poco di parlare anche del rotolo di papiro. Si dà la caccia appunto a questo testo, che nel frattempo si era già diffuso. Vengono distrutte tutte le copie su rotolo, ma una si salva e capita proprio nel villaggio di questi irriducibili Galli. E questo druido, che non è Panoramix in realtà, dice: Archeopteryx è il custode segreto della nostra conoscenza. Si è salvato un papiro, inciderà questo papiro, cioè il suo contenuto ovviamente, nella sua memoria, in modo che possa essere trasmesso come richiede la nostra tradizione con il passaparola. Con tono solenne il druido ricorda un vecchio adagio gallico. Evidente rovesciamento del motto latino verba volant scripta manent. Le parole scritte si perdono, le parole tramandate oralmente restano. Dopo questa parentesi fumettistica, e proprio dopo quest'ultima vignetta, è d'obbligo una celebre, famosissima citazione dal Fedro di Platone. Torniamo indietro nel tempo di circa 3 secoli, da Cesare. Leggiamo un passo dove si racconta che il dio egizio Tot, dio della sapienza, inventore dei numeri e del calcolo, ma anche del gioco dei dadi e soprattutto della scrittura, sottoponesse al re di Tebe e di tutto l'Egitto queste sue invenzioni, perché si diffondessero a tutto il popolo. Di ognuna di queste invenzioni il re vuole conoscere i vantaggi. L'ultima invenzione è la scrittura. Questa scienza, o re, dice Tot, renderà gli egiziani più sapienti e di più forte memoria. È stato trovato il farmaco della memoria e della sapienza. Ma il re è di tutt'altra opinione. Non sicurezza di scienza darà questa ultima invenzione, ma inganno e parvenza di sapere. Col non fare esercitare la mente, la leggiamo,
essa produrrà l'oblio nell'animo di chi studia, in quanto, confidando nella scrittura, egli ricorderà le cose non dal di dentro, di per sé, pensandoci, ma dal di fuori, per mezzo di impressioni esterne. Così quel che ha inventato non è il rimedio che dà la memoria, ma quello che fa tornare in mente le cose. A chi apprende, tu dai parvenza, non sostanza di sapienza. Grazie a te, per aver magari imparato tante cose anche senza un vero insegnamento, gli studenti penseranno anche di sapere molto e invece saranno ignoranti nella maggior parte dei casi e dannosi anche, perché non saranno diventati sapienti, ma solo si illuderanno di esserlo. Le parole del re rappresentano una delle ultime più decise difese in piena civiltà della scrittura, della civiltà della cultura orale. La sofia, la vera sapienza, sembra dire Platone, non può acquisirsi senza un vero insegnamento orale, da maestro a discepolo, e sulla base della memoria, perché soltanto le cose ricordate sono realmente possedute e rendono sapienti. Altrimenti si ha l'impressione di essere sapienti. La scrittura è solo una scorciatoia per poter ricordare le cose sul momento, mentre la memoria si indebolisce. Nella cultura orale tutto è nella memoria e non si può dire di sapere se non ciò che effettivamente si ricorda. Non si potrebbe caratterizzare più efficacemente la differenza tra questi due tipi di cultura, questo confine, questo spartiacque al di qua e al di là della scrittura. Il passaggio di questo confine dalla trasmissione orale alla trasmissione scritta ha causato per la conservazione, per la memoria dei testi, dei danni incalcolabili. Ha fatto numerosissime vittime, perché, come scriverà Isidoro di Siviglia, siamo intorno al 600, come scriverà Isidoro di Siviglia, soltanto ciò che è degno di essere ricordato è affidato alla scrittura. Il passaggio dall'oralità alla scrittura è soltanto una delle numerose strozzature attraverso le quali un testo è stato costretto a passare per potersi conservare. Perché tutti i testi, una volta approdati alla scrittura, se di origine orale, ma anche testi nati con la penna in mano per iscritto, saranno obbligati nel corso della storia a superare altri confini, ad attraversare altre strozzature, come le chiamo io, sorta di imbuti entro i quali sono dovuti passare, ma non tutti ce l'hanno fatta. Una di queste strozzature, per esempio, proprio perché prima facevo vedere quella vignetta di Asterix, è il passaggio dalla forma del rotolo alla forma del libro, il codice, più o meno nella forma come noi lo conosciamo, un passaggio che si completa tra il secondo e il IV secolo d.C. Un'altra strozzatura che mi viene in mente, se volete una linea di confine, è costituita dal passaggio dal papiro alla pergamena. Anche questo è un altro passaggio, non tutto ciò che era conservato sul papiro ha raggiunto la pergamena. Poi nel Medioevo devo pensare a un'altra strozzatura importante, penso al passaggio alla minuscola carolina, che è un nuovo tipo di scrittura che in età carolingia soppianta tutte le altre, almeno all'interno dei confini dell'impero di Carlo, e ricostituisce una sorta di unità grafica. È una scrittura nuova, bella, rotonda, molto armonica, che si impone durante proprio l'età carolingia, all'interno naturalmente dei confini dell'impero, al di fuori no, tant'è che per esempio a Benevento si sviluppa la beneventana cosiddetta, e per esempio in area inglese che
rimane fuori dai confini del dominio carolingio, rimane quella scrittura tipica dei manoscritti in volgare, che è l'anglosassone proprio. Si ricostituisce all'interno dei confini dell'impero carolingio una sorta di unità grafica che era andata persa. Un famoso paleografo italiano, Cencetti, parlava di età del particolarismo grafico, quando l'unità della grafia dell'impero diciamo così, praticamente viene a cadere e si impongono delle grafie particolari. La Carolina ricostituisce, almeno ripeto, nei confini dell'impero, questa unità grafica, e le opere, il patrimonio per esempio dei classici, viene riversato in questa nuova scrittura. Ma qual è il rischio quando ci sono questi passaggi? Quando un testo si trova a dover varcare questi confini, dal rotolo al codice, dal papiro che pure poteva durare a lungo, alla pergamena che era molto più durevole, poi lì intervengono tanti altri fattori, per esempio la conquista araba dell'Egitto, che fa sì che il papiro non possa più essere non ci si possa più facilmente rifornire di papiro, quindi ci sono tanti motivi, ma insomma questi passaggi comportano dei rischi. Qual è il rischio? È che opere scarsamente lette, non di attualità, per tante ragioni, non fossero riportate nella nuova forma del libro, oppure sulla pergamena, oppure, come accade appunto, nella nuova scrittura carolina. Isidoro lo ha detto con chiarezza: soltanto ciò che è degno di essere ricordato merita di essere affidato alla scrittura, ma ciò che è più degno di essere ricordato in un particolare periodo storico può essere meno degno in un altro periodo storico, per esempio perché i manoscritti gotici vengono palinsestati. Noi sappiamo che insomma, chi si occupa di filologia germanica, i manoscritti gotici, tranne l'Argenteus, sono stati per lo più palinsestati, cioè riscritti, la scrittura veniva raschiata, la pergamena veniva riutilizzata, perché non si attribuisce più tanto valore, oppure, per dirla con Isidoro, dignità al testo gotico. Così anche l'atteggiamento nei confronti del patrimonio tradizionale può mutare, magari nel volgere di pochi anni, per esempio anche soltanto nel volgere di una sola generazione. E torniamo al mondo germanico. Prima abbiamo commentato un passo della biografia di Carlo Magno e di Ginardo, che ci testimoniava l'interesse di Carlo verso i Barbara et antiquissima Carmina. Adesso ci spostiamo su suo figlio, Ludovico il Pio. Tegan, quindi da padre a figlio, pure questo è un confine generazionale dei più difficili e complessi peraltro, da padre a figlio. Tegan, biografo di Ludovico il Pio, testimonia di una diversa sensibilità del nuovo imperatore per i canti barbari appresi in gioventù, che aveva appreso in gioventù e che rifiutava, sdegnato, non voleva proprio più sentirne parlare, addirittura li sdegnava, assume quasi l'aspetto di un conflitto generazionale questo tra Carlo e Ludovico. Una riflessione sulla memoria, avviandoci quasi a concludere, ma c'è ancora un po' di tempo. La memoria è banalmente ciò che ricordiamo, ma forse, cambiando punto d'osservazione, potremmo dire che la memoria è ciò che non abbiamo dimenticato. Non è solo un gioco di parole, non è esattamente la stessa cosa. Secondo questo altro punto d'osservazione che vi propongo, la memoria, ciò che ricordiamo, è il risultato di un processo di selezione dei ricordi, è ciò che rimane alla fine di un processo di dimenticanza. Questo peraltro vale, credo, molto anche per l'esperienza personale di ognuno di noi. In questo momento ci possiamo anche riflettere. Questo diverso punto d'osservazione ci consente di percepire meglio che il ricordo
la memoria è un atto di volontà. È ciò che decidiamo di non dimenticare, che abbiamo voluto non dimenticare. Allora, se torniamo al patrimonio orale della nazione longobarda, più in generale dei germani, questo processo di selezione della memoria è chiarissimo. Le leggi dei popoli germanici, le leges barbarorum, tramandate oralmente per secoli, sono ampiamente conservate, magari tradotte in latino, come l'Editto di Rotari, ma le leggi degli Alamanni, dei Franchi, dei Turingi, dei Frisoni, dei Bavari, ce ne sono anche in volgare, per esempio le leggi anglosassoni. Le leggi sono necessarie, l'abbiamo detto prima, ubi societas ibi ius. Al contrario del grande patrimonio storico-letterario di cui parlava già Tacito e di cui dalla tarda antichità al Medioevo c'è ampia testimonianza indiretta, poco, davvero poco si è salvato. E dal passato, prendo in prestito una frase di Ezio Franceschini, un famoso filologo medio-latino, di latino medievale, e dal passato sono giunti sino a noi soltanto i rottami di un violento naufragio. Tornando al tema di questa relazione, la memoria dei Longobardi al confine tra oralità e scrittura, vorrei concludere con una citazione da Paolo Diacono, da cui ho preso le mosse. Torno a Paolo. Alboino, scrive Paolo, ma il nome di Alboino divenne così celebre in lungo e in largo che ancora oggi la sua liberalità e la sua gloria, i suoi successi in battaglia e il suo valore sono celebrati nei campi, anche presso i Bavari e i Sassoni e altri uomini della stessa lingua. La fama e il coraggio di Alboino, scrive lo storico longobardo, ancora dopo più di 200 anni, erano tramandati in canti non soltanto tra i Longobardi, ma anche tra i Bavari e i Sassoni e tra altri uomini che parlano la stessa lingua. Peraltro questa è una delle prime testimonianze di una percezione di una comune appartenenza delle lingue germaniche. Si tratta di una celebrazione orgogliosa da parte di Paolo del re che aveva guidato i Longobardi in Italia. Ma di questi canti non v'è restata traccia, come non v'è traccia dei canti che, dice Ginardo, Carlo Imperatore aveva avuto intenzione di tramandare. Questi canti non conquistano la pergamena. Da questo punto di vista, la cristianizzazione che aveva obbligato i germani, e l'ho detto, non solo i germani in Europa, a abbandonare la civiltà una civiltà basata sull'oralità a favore di una civiltà basata sulla scrittura, la cristianizzazione da questo punto di vista ha agito in modo diverso. Le leggi sono state conservate, dei canti non c'è quasi traccia, noi abbiamo tantissime testimonianze. La professoressa Claudia Di Sciacca sta pensando in questo momento ad Alcuino, no? Questa lettera che lui scrive in cui a un certo punto dice quid inieldus cum Cristo, no, ma cosa c'entra Inieldo? Inield peraltro è un personaggio che compare nel Beowulf, no? Quindi probabilmente c'erano dei canti su Inield. E lui dice ma che c'entra Inield con Cristo? C'è un atteggiamento da parte, ecco, della cultura cristiana non di ostilità totale, però certamente di rifiuto. Non è l'unica testimonianza, questa forse è la più celebre, questa di Alcuino, di York, ma ce ne sono diverse, non tutte coerenti fra di loro. Per esempio Assero, ora mi viene in mente che Assero, biografo di Alfredo, scrive che Alfredo invece aveva imparato molto volentieri i canti antichi, addirittura li ascoltava dalla madre, dice Assero. Però questi canti non sono sopravvissuti. Praticamente dall'area longobarda purtroppo non abbiamo nulla che ci parli di Alboino. In generale
dalla tradizione germanica sono giunti veramente quelli che zio Franceschini ha chiamato dei rottami di un violento naufragio. Mi fermerei per dare spazio, se ci sono, a domande, se posso rispondo volentieri.